Telespettatori e sportivi siciliani, ben trovati con Stadium Sicilia. Anche in questa giornata di festa, 25 aprile, appuntamento settimanale con il preview dedicato alle 3 squadre siciliane che giocano in Lega Pro. Parliamo di Trapani, Catania e Messina. Questo appuntamento, come al solito, ci dà il quadro su quello che sarà il weekend che è stato trasferito da sabato a domenica in concomitanza anche dei funerali di Papa Francesco. Un appuntamento un po' particolare perché vede di scena le 3 squadre che ancora devono capire bene in che posizione si collocheranno in questa parte finale della stagione regolare. A raccontare questo weekend sportivo con me Vincenzo Lacorte, che saluto. Ciao Vincenzo, Eccoci, ben trovato. Grazie. Allora Vincenzo, un weekend molto impegnativo perché, diciamolo pure, le 3 squadre siciliane in questo momento non sanno in che posizione concluderanno la stagione regolare. C'è tanto da fare per tutti e 3, tanto da lavorare, tanto da sperare, no? Ognuno cerca la migliore posizione possibile nel roster finale, a partire dal Catania che si darà da fare per confermare questo quinto posto, davvero insidiato alle spalle. Ci sarà il Trapani che farà di tutto per guadagnare quanto è più l'ultima possibile. chance L'ultimo assalto per andare ai playoff. Ci sarà il Messina che da parte sua è sempre, dopo la bellissima vittoria, la recentissima ultima vittoria, davvero incredibile, e ancora tenterà il tutto per cercare disperatamente questi play-out che vogliono dire ancora una speranza. Insomma, sarà una domenica molto impegnativa. Vi ricordo che tutte le partite saranno in contemporanea. Guardiamo subito la schermata alle ore 20. Sì. Guardiamo subito la schermata di questa giornata domenicale. Cerignola Latina, Avellino Altamura, Picerno Foggia, Cavese Sorrento, Giuliano Benevento, Messina Juventus Next Generation, Potenza Catania ed infine Trapani, Casertana. Riposano Monopoli e Crotone. Guardiamo anche a questo punto questa classifica, la classifica che insomma si presenta a 90 minuti dal termine. Giusto. Avellino in testa con 72 punti, con 64 il Cerignola, 57 Monopoli, Crotone 54, con 50 il Catania, 49 punti per Benevento e Potenza, 47 Picerno, 44 Juventus Next Generation, 43 punti il Giuliano. Come avete notato abbiamo contrassegnato con il colore verde quelli che attualmente sono nella griglia playoff. Certamente. E poi a seguire Trapani 41 con 38 la Cavese, 37 l'Altamura, 35 il Sorrento, 34 il Latina, 30 punti per il Foggia, 29 per la Casertana. Chiude la classifica il Messina con 4 punti di penalizzazione e con 22 punti in classifica. Però io credo che sia necessario, prima di iniziare a raccontare insomma questo weekend siciliano, di parlare dell'Avellino, perché comunque questa squadra ha un po' sorpreso tutti. Sì. Una partenza ad handicap e poi un finale in crescendo. Sì. Credo che sia assolutamente meritata questa promozione in Serie B. Sì, concordi? Sì. Sicuramente una squadra ben assortita, valida nell'aggregamento dei reparti, non ha avuto sfortune di infortuni che hanno falcidiato la rosa. E non soltanto il Catania, parliamo anche del Trapani. Esattamente, parliamo anche del Trapani. E poi lo stesso Trapani evidentemente si priva di Lescano. È comprensibile questa scelta. E però succede veramente il cataclisma, no? Perché evidentemente Lescano fornisce valore aggiunto e lo toglie alla vecchia squadra. Assolutamente. Comunque grande merito indubbiamente a questa squadra che ha vinto questo girone C del campionato di Lega Pro. La prossima stagione disputerà il campionato di Serie B e credo che potrebbe dire certamente anche la sua, sì, assolutamente. Sono d'accordo. Guardiamoci questo servizio che riassume in un certo senso questa bella stagione della squadra campana.
solo a immaginare cosa può esserci nella testa di un uomo prima e di un imprenditore poi, in questi secondi, in questi attimi che sembrano interminabili. Quante cose saranno passate nella mente del presidente Angelo Antonio D'Agostino al triplice fischio e avrà chiuso gli occhi per un istante, ne siamo certi, anche a costo di perdersi 2 soli secondi della festa. Avrà avuto nel cuore e nella mente 1000 emozioni, 1000 sussulti di un qualcosa che ora è diventata realtà. D'Agostino ha riportato l'Avellino in Serie B, ha impiegato 5 anni, vero, ma ce l'ha fatta e anche lui sarà inserito di diritto nei libri di storia. Provate solo a immaginare cosa può esserci nella testa di un uomo prima, di un imprenditore poi, di un presidente che da sempre è legato ai colori bianco-verdi, prima da sponsor, dando un sostanzioso contributo, poi ovviamente da patron. Il sogno, il desiderio di essere il numero 1 del club irpino balenava nella sua mente da un bel pezzo, si è vociferato, si è accarezzato il momento e quando non è andato in porto si è visto sbattere in faccia la rabbia dei tifosi. Una rabbia giustificata dal fatto che il popolo irpino aveva già capito le potenzialità di D'Agostino e lo volevano fortemente al timone. Lo ha capito e si è fatto avanti con i migliori auspici del mondo, affidandosi a professionisti che sulla carta potevano fare di più. Ha preso l'Avellino dal baratro, da una situazione incresciosa e ha riportato in alto il nome, la storia, l'appeal di un club tanto amato in giro per l'Italia. Ha riportato entusiasmo, ha riportato il calcio, ma non è bastato. Tante le delusioni, tanti gli insegnamenti che un uomo di tale successo imprenditoriale ha dovuto buttare giù da un mondo particolare come quello calcistico che nasconde insidie e malefici, un mondo dove la bontà e la trasparenza spesso non pagano. Lo ha capito anche passando sopra i momenti bui che lo hanno segnato profondamente. Ha dovuto scontrarsi con una realtà amara, investire e non vincere, spendere ma non essere felici. Niente sembrava bastare. Purtroppo si deve resettare tutto, bisogna ripartire. Non sono poi mancate le stoccate a chi evidentemente lo ha sportivamente ferito. Giorgio Pellinetti, che è una persona che io ho sempre stimato perché per le sue capacità e per il suo passato calcistico, però ecco, passato calcistico, credo che poi bisogna arrivare a un certo punto a parlare solo di passato. L'esperienza, ma soprattutto la determinazione e l'intraprendenza, sempre viva in Angelo D'Agostino, lo hanno portato a scegliere con coraggio fino all'ultima stagione, fino a Raffaele Biancolino. Il finale lo conosciamo tutti. Provate a mettervi nella testa di un uomo prima e di un imprenditore poi, che guarda così, con gli occhi innamorati, la sua curva e la sua gente. Per me questi sono il mio cuore, ma non lo dico per piangeria, perché loro sono la vera forza del nostro. E una volta che forse sarete riusciti a comprendere tutto questo, forse minimamente potreste immaginare cosa vuol dire essere Angelo Antonio D'Agostino, il presidente dell'Avellino, una squadra di Serie B. Mi auguro che il 2025 veramente ci possa dare quel poco che ci manca, perché credo che è arrivato il momento che un po' ci tocca. Cosa non hai dato a questa piazza, ma cosa non ti ha dato questa città, Raffaele? No, sicuramente manca ancora qualcosina, perché qua questa gente non merita questo ed altro. Sicuramente non si smette mai, si deve sempre sognare in qualsiasi momento, però è la gioia immensa vedere questa gente così che esulta, che è felice, perché comunque è un popolo che negli ultimi anni calcisticamente ha sofferto un po' ed era il minimo portare tutta questa gente così felice ad esultare ancora una volta. Raffaele, cosa hai pensato nel momento in cui ti arrivò quella famosa telefonata del presidente? Hai detto un sì senza pensarci un secondo? O cosa hai fatto? Cosa hai pensato in quel momento? La verità. Me lo sto chiedendo da quando ti sei seduto sulla panchina dell'Avellino. Ho detto, ha già aspettato ancora tutto questo tempo, ancora, finalmente siete venuti, finalmente. Avete capito che Biancolino, conoscitore della piazza, conoscitore della città, conoscitore di tutti, in molti ci abbiamo creduto che potevi compiere questo miracolo, non tutti, ma in molti ci abbiamo creduto. La cosa bella del calcio è quella, poi personalmente io sono contento quando vedo le persone che sono felici. Può darsi che in quel momento chi non credeva in Biancolino e diceva che non era per la piazza, non era per la categoria, in quel momento quelle frasi li faceva star bene in quel momento. E io sono felice perché finalmente stanno bene anche loro. Io invece
personalmente sai cosa pensai? Biancolino, insieme a quei due pazzi, e lo dico in senso affettivo, di Visconti e Riccio, potranno fare solo meglio, se non addirittura il top. Sicuramente devono fare ancora di più, ma bisogna fare ancora di più, perché questa piazza veramente, sta città, sta provincia merita veramente tanto. Qual è stata la partita dopo la quale lo hai pensato ma non lo hai detto perché tu parli sempre poco? È Serie B. Cerignola. Io dopo Cerignola, dopo quel pareggio, diciamo sofferto, ma secondo me non era sofferto perché poi abbiamo creato tanto. Io dopo quella partita il mio sorriso era ancora più grande. Qualcuno diceva: ma come hai pareggiato, ti metti a ridere? Sì, perché là ero convinto di essere più forte di tutti. E quello ci ha portato a fare tutto quello che stiamo facendo qua oggi. Adesso lo possiamo svelare, il rito più scaramantico che ti ha accompagnato per tutto il campionato e anche oggi ovviamente, il famoso braccialetto. Ma guarda, ma più che scaramanzia era una fede, perché comunque è un bracciale della Madonna di Montevergine, io sono molto ma molto credente. Sono salito ogni anno, sono salito a piedi, ogni anno ho chiesto qualcosa di, ma più che altro di starmi vicino e darmi la forza, perché i problemi sono altri. La Madonna deve pensare ad altri, ma molti altri problemi, perché questo è solo è un lavoro, è un gioco tra virgolette, i problemi sono altri, però io ho chiesto di starmi vicino e darmi la forza, e così è stato. A chi la dedichiamo questa Serie B? Ma guarda, alla mia famiglia, io gli avevo fatto una promessa a mio padre. Avevo fatto una promessa a mio padre di un giorno di sedermi su quella panchina e vincere il campionato, e così è stato. Complimenti dunque a questo Avellino, l'Avellino dei miracoli, in una maniera straordinaria ha stravinto questo girone, e certamente il prossimo anno, come ho detto prima, potrebbe veramente essere un po' la mina vagante, perché c'è una grande voglia di ritornare nel calcio che conta, soprattutto in Campania. Chiaramente questo Avellino sicuramente sarà, hai detto bene la parola giusta, mina vagante, si sarà poi sicuramente opportunamente rinforzato. Biancolino potrebbe restare, confermato. Io credo che abbia fatto un grandissimo lavoro. Ha fatto un grande lavoro, davvero un uomo di carisma, possiamo dire, ha dato il suo. E parliamo di una società dal blasone antico, naturalmente non dai grandi numeri, no? Sibilia, ti ricordi, no? Come no? Storico nome appunto del calcio avellinese. Come no, Insomma, questo Avellino la prossima stagione si ritroverà meritatamente nel campionato di Serie B, e gli auguriamo tanto fortuna, sperando magari di poterlo raggiungere. Parlo chiaramente in riferimento al Catania. Per via traversa. È vero, è vero. Abbiamo accennato al Catania, allora a questo punto partiamo ufficialmente con il Catania, che si sta preparando per una partita fondamentale, la partita di Potenza. Lei presenta Sicilia, prima era Trinacria, proprio adesso ando cianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Il Catania gioca a Potenza. Punto interrogativo o punto esclamativo? A te la risposta, Vincenzo. Allora, punto sicuramente esclamativo. Perché? Perché si va a fare una partita con una squadra sicuramente in grande ripresa per quanto riguarda i rossazzurri. Sicuramente un team finalmente ben amalgamato e che sta acquisendo consapevolezza dei propri mezzi, con ancora importanti pedine che devono dire la loro, come ad esempio Stoppa, che non abbiamo ancora visto. Da qualche settimana un po' assente sotto questo Lo stesso Inglese ancora deve dire la sua, sì, rientrando da pochissimo, ma chiaramente ha fatto ben poco, ha inciso ben poco, se non quella bella azione in cui si è tirato via due difensori per dare modo a Jimenez di liberare il suo tocco magico verso la porta avversaria. E dall'altra parte c'è una squadra dalla doppia
diciamo Giano bifronte, grande attacco È vero. ma grande sciocchezza in difesa. È vero. È una squadra che fa tanti gol e tanti gol subisce. E potrebbe Mi sembra essere- che siano 55 con 50, non potrebbe vorrei essere sbagliare. un'arma vincente anche per il Catania, che Sì, in avanti sì. in questo periodo insomma le prende tutte, no? Esatto. La giusta motivazione per giocare anche una partita d'attacco, perché diciamolo pure, Sì. il Catania a potenza deve vincere, Sì. perché sennò rischia di essere inghiottito dalle inseguitrici Assolutamente sì, e quindi assolutamente. perdere questa bella possibilità del quinto posto. Questo è l'obiettivo, quello della vittoria, perché è l'unica che ti garantisce il quinto posto. È vero. A bocce, a priori, no? Attualmente, Poi a certo. posteriori possiamo dire tutte le cose che vogliamo. Assolutamente. Certo. Guardiamo alcune immagini che riguardano l'amichevole che ha disputato in settimana il Catania contro il Modica, attualmente secondo in classifica nel girone B di B di eccellenza, attualmente con poche possibilità potenzialmente di vincere il girone, a 2 punti dal Milazzo, ma quella è un'altra storia. Un Modica che comunque ha cercato un po' di tamponare questa forza e anche questa determinazione di questo Catania. Certo, le categorie sono diverse, però è anche vero che se una squadra è in palla lo dimostra anche in queste partitelle. In queste, diciamo, ci sono segnali Sì. importanti. Certo, abbiamo visto anche gol su calcio piazzato, voglio dire, ma qui ora quello che abbiamo visto adesso era su azione manovrata. Certo che servono, e come se no? E se no come si fa a capire? Non Assolutamente. può bastare, non può essere sufficiente la partita con lo sparring partner della squadra primavera Assolutamente. o con le riserve che ti fanno giocare. Infatti. Evidentemente c'è bisogno di ben altro, c'è bisogno di mettere tutti sotto la stessa pressione. Quindi anche i subentranti devono avere la stessa pressione dei titolari, e per questo ci vuole un'avversaria che non siano, diciamo, i compagni stessi. Vincenzo, questo Catania dove può essere determinante in una partita di questo genere? Centrocampo oppure effettivamente l'attacco, come abbiamo detto poc'anzi? Allora, sicuramente il centrocampo con un Ditacchio che rientra e, ahimè, perdendo un Quaini che però è un po' un jolly, quindi Ce lo ritroviamo sicuro ai playoff. ecco, anzi però, io ho avuto anche il sospetto che magari questa cosa sia stata un po' mi organizzata. sa pure di sì. Però mi sa pure occhio di ancora a Guglielmotti che rientrerà per Rientrerà, potenza. disponibile, Sì, ancora non e c'è per i certezza. Menez che hanno ancora una diffida pendente. E quindi occhio loro due che non si facciano beccare dal giallo, Anche perché sennò avrebbero nei problemi. playoff ancora le squalifiche sono effettive, quelle della stagione regolare. Quelle da scontare si azzereranno solo quelle che sono le ammonizioni, quelle che resteranno le ammonizioni, ma eventuali squalifiche, ahimè, andrebbero scontate. Quanto sarà determinante la determinazione anche e soprattutto di Toscano, Vincenzo? Perché Toscano è un po' abituato a giocare queste partite importanti, le ha pure vinte, però è anche vero che adesso si ritrova una squadra completa e quindi può forse parlare un altro linguaggio. Assolutamente, secondo me ha già iniziato da qualche settimana a questo tempo, lo vediamo più sereno, più tranquillo, ovviamente 4 vittorie esterne all'allenatore possono solo far la rosa piacere. tutta al completo. Questo incide. Cioè vede che certe cose stanno passando, i discorsi stanno passando. Un toscano che, statistica alla mano, non ha mai vinto un playoff. È sempre arrivato primo. Non ha mai vinto un playoff, perché ricordo quello con la Feralpi Salò in cui era quarto in campionato e, se non ricordo male, uscirono alla seconda dei playoff. Insomma, però quindi anche questa è una bella sfida. Certo, è una bella sfida e comunque un allenatore vincente, perché se nelle ultime stagioni vinci il campionato, 4 Serie C, un po' di forza una C2, ce l'hai, una no? D, Di convinzione anche nei confronti dei tuoi ragazzi. Sì. Insomma, sarà una partita da tripla. No, io diciamolo dicevo, pure. chissà che sia una cosa favorevole questo fatto che non abbia vinto i playoff. Chiaro, certo. La mettevo in questo senso. In questo senso. Chissà che certo. sia una sfida che lui voglia Anche lui cogliere. personale, Voglia certo. cogliere. Insomma, sarà comunque una partita, come ho detto poc'anzi, da tripla, Sì, perché il Potenza deve vincere, il Catania deve portare via i 3 punti per consolidare questa quinta posizione, perché poi giocherebbe entrambe le partite in casa. È chiaro. E quindi, insomma, una partita che va valutata soprattutto per la forza mentale con la quale le due squadre scenderanno in campo. Il Catania 2 partite in casa, ma non perché ha 2 risultati a favore,
perché anzi questo discorso secondo me andrebbe proprio cacciato, questo discorso del doppio risultato, anche il pareggio, anche il pareggio, secondo me andrebbe proprio allontanato questo ragionamento, perché l'idea dovrebbe essere sempre quella di vincere, no? Assolutamente. Però è pur sempre un paracadute e non lo possiamo trascurare. Ci può servire. Perfetto. Insomma, in bocca al lupo dunque alla squadra di Toscano, che domenica alle 20 scenderà a Potenza con la determinazione necessaria per vincere questa partita, perché spalancherebbe in una bella posizione un po' tutta la griglia dei playoff. Assolutamente. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo e parleremo di un ritrovato Trapani. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati, adesso parliamo del Trapani, un ritrovato Trapani, quindi bisogna essere anche ottimisti, davvero, perché insomma davvero Sassà Aronica ha trovato forse il bandolo della matassa ed è riuscito a trascinare con 2 vittorie consecutive questo Trapani, inaspettato playoff. Esattamente. Pertanto partiamo subito con il Trapani FC. È un Trapani che non ti aspetti, perché sbanca un campo difficilissimo, quello del Benevento, e a questo punto con questa seconda vittoria consecutiva aggancia inaspettatamente la possibilità di andarsi a giocare i playoff. Che ne pensi? Ma ti devo dire, Ettore, che sono rimasto molto sorpreso. Ero uno di quelli che dava un po' esaurito davvero diciamo, l'astro fulgido del Trapani. Veramente lo davo per discorso chiuso, ma il dio del calcio evidentemente dispone sempre cose che noi non possiamo prevedere, no? È anche vero che deve sperare in un risultato negativo anche di alcune avversarie. Però se la gioca. Se la gioca, anziché ritirarsi in buon ordine, è lì sul pezzo che può sperare in qualcosa. In questa maniera così Antonini è anche un po' più contento, no? Almeno così spera hanno, di agganciare... Diciamo, fra virgolette, salvato l'onore. È vero, perché un po' si era infastidito il Presidente. La squadra trapanese, tra l'altro, giocherà una partita, secondo me, abbordabile. Una partita che potrebbe servire anche al Messina, no? Perché giocherà contro la Casertana, quindi se dovesse vincere terrà ancora più sotto questa Casertana, nella speranza che comunque il Messina riesca anche a fare risultato positivo. E se perde la Casertana poi c'è da vedere anche cosa fa il Foggia. Certo, perché c'è tutto l'incasso. Se non ricordo male, ha un punto di distanza. In questo momento abbiamo 30 Foggia e 29 Casertana. Perfetto. Parliamo ancora del Trapani, perché sentiamo le parole di Sassà Aronica, molto contento della vittoria ottenuta a Benevento, e guarda in prospettiva anche lo scontro di questa ultima giornata contro la Casertana. Alla vigilia di questa gara sapevamo che avevamo necessità di venire a Benevento e portare via i 3 punti se volevamo ancora coltivare e sperare su appunto una posizione nei playoff, quindi a prescindere che il destino non è più nelle nostre mani, ma chiaramente dipendiamo anche dagli avversari, i ragazzi sapevano di affrontare una gara importante contro una squadra che chiaramente ha grande qualità in fase offensiva, un po' in tutti i reparti, una cosa che era stata allestita
per altre posizioni e sicuramente per lottare appunto per le primissime posizioni. Quindi sono molto contento perché abbiamo preparato bene la partita, i ragazzi hanno messo grande voglia, grande sacrificio, sono state un po' 2 partite, il primo tempo giocato un po' più a viso aperto da parte nostra e da parte del Benevento, il secondo tempo chiaramente abbiamo dovuto un po' sacrificarci, eravamo corti con la rosa, visto le assenze, visto le defezioni dell'ultima ora tra Ucai e qualche altro giocatore, però chi è andato in campo e qui mi sento di dire e di fare un elogio a Barosi che era tanto che non giocava, e quindi quando un portiere viene utilizzato poco si comporta così come ha fatto, chiaramente ti fa capire che puoi contare veramente su tutto. Quello che avevo messo già dall'inizio dal mio insedio, contavo su tutto il gruppo e sapevo che potevo e avevo risorse importanti, e oggi i ragazzi veramente lo hanno dimostrato. Trapani che dunque a questo punto si trova veramente ad un bivio, siamo convinti che probabilmente, chissà, Aronica tirerà fuori ancora una volta una carta vincente. Adesso il punto di Enzo Biondo. Ultima giornata di campionato per il girone C di Serie C, con il Trapani che chiuderà domenica sera, al pari di tutte le altre squadre che scenderanno in campo, al provinciale per ospitare la Casertana. A rigor di logica, e se la matematica continua a non essere un'opinione, i giochi sono ben lungi dall'essere fatti, nel senso che il Trapani è rimasto in corsa per occupare o per agganciare la 10ª posizione grazie ai 3 successi conquistati a Latina, in casa con l'Altamura e nell'ultimo turno a Benevento. Ma affinché ciò si possa concretizzare c'è soltanto una condizione, e cioè battere i falchetti partenopei e sperare contemporaneamente che il Benevento possa vincere a Giugliano. Nel caso in cui invece il Trapani arrivasse a pari punti con la formazione del Giuliano, saranno proprio quest'ultimi a passare perché hanno vinto i 2 confronti diretti. Mancheranno per squalifica Silvestri e Toscano, ma ovviamente a questo punto della stagione siamo certi che coloro i quali scenderanno in campo daranno il massimo per chiudere con una vittoria e poi appunto sperare che da Giuliano possano arrivare notizie confortanti. Resterà comunque una stagione davvero molto particolare, travagliata e con tanti, forse anche troppi, rimpianti. Troppe alternanze sulla panchina granata, tanti giocatori che sono andati via, altri che sono arrivati. Soltanto all'ultimo il ritorno di Totò Aronica ha garantito un certo equilibrio e i fatti parlano a favore del tecnico palermitano ed ex difensore del Napoli. 3 partite, altrettante vittorie, senza subire gol. Chissà cosa sarebbe successo se Totò Aronica fosse rimasto sulla panchina del Trapani. Un in bocca al lupo dunque alla squadra di Aronica, speranzosi di portare via 3 punti che servirebbero tantissimo anche al Messina, quindi ben vengano, sì. no? Sarebbe un atto di fratellanza, un attimo di cuginanza. Però è anche vero che questa Casertana, insomma, si va a giocare probabilmente un'intera stagione a Trapani, quindi sarà una partita certamente non facile, perché la Casertana, insomma, ci ha un po' sorpreso in questa parte finale della stagione, recuperando qualche posizione e vincendo anche qualche partita che adesso è diventata certamente pesante in questa classifica. È diventato oro per loro, sicuramente, è vero, hai ragione. Vedremo quello che succederà, insomma sarà una domenica assolutamente da non perdere. Abbiamo un'altra pausa e poi subito dopo parleremo del Messina. Gioielleria Battaglia. La bellezza, l'eleganza, la qualità. Gioielleria Battaglia. A Catania, in via Gabriele D'Annunzio 224.
perché da noi un dono è per sempre. Seguici anche su Facebook. Eccoci rientrati, abbiamo l'ultimo segmento dedicato alle squadre siciliane, è il momento del Messina Calcio. Onestamente, un Messina che non ti aspetti in questa parte della stagione con tanta determinazione. Io non sono riuscito a capire perché è stato esonerato Biancheri. Ma lo sai che anch'io ci sono rimasto Perché molto... non si riesce a capire, un allenatore che ha creato amalgama, ha portato i risultati esterni e interni, ha tenuto unito tutto l'ambiente. Ha rifondato un gruppo, perché ricordiamo che era tutto ex novo. Ma perché questa scelta? Beh, probabilmente è la conferma che in questo momento in società non si sa chi comanda. Sì, ecco, bravo, sempre tutto fa capo lì, caro Ettore. Perché a questo punto una società fantasma a tutti gli effetti. È una società fantasma che si appresta probabilmente a disputare i playoff e non si sa a questo punto quale sarà il percorso anche dopo questa stagione. Perché è tutto un punto interrogativo. Abbiamo sentito cose orribili, collette per pagare stipendi, cose orribili davvero, perché davvero... E non per niente ieri la federazione ha messo qualche paletto. Ha raddoppiato le tasse di iscrizioni. Sì, qualora la famosa fideiussione, la fideiussione da 350.000 va a 700.000, qualora l'indice di liquidità sia superiore a 0,80. Allora io credo che sia però un gesto importantissimo, sai perché? Perché è la dimostrazione che hanno capito che molte società sono veramente molto ballerine, come usiamo dire noi spesso con l'acqua alla gola, Sicilia. assolutamente. E quindi ci si è ritrovati in una stagione con moltissime squadre che hanno dovuto rinunciare alla stagione, e questa è una cosa che non può succedere, soprattutto tra i professionisti. E per chi ci sarà l'anno prossimo, partenza da handicap con i punti delle ultime penalità, che non vanno scontati in questo campionato ma nel successivo. Assolutamente. Per chi ci sarà, perché ancora non sappiamo effettivamente che cosa succederà. Infatti. Però sentiamo la voce di Capitano Crimi che non molla, nel senso che ha fatto capire che la squadra è determinata, vuole assolutamente intanto vincere questa partita che giocherà in casa e poi vedremo quello che succederà nei play-out. Esatto. No, era importantissimo portare a casa i 3 punti e non bisogna purtroppo lesinare energie, come si suol dire, quindi abbiamo dato tutto ed è importante dare tutto fino all'ultimo. Diciamo che da qualche mese a questa parte giornate normali, diciamo, ce ne sono state poche. Quindi ormai diciamo che abbiamo capito come affrontarle, oggi ci siamo allenati con la testa già per fare bene la settimana, per affrontare al meglio la partita che adesso non è più sabato ma domenica. Diciamo che i ragazzi sono predisposti già ad assimilare, ma ancora prima di me, già i ragazzi che c'erano qui da prima di gennaio avevano già capito l'importanza della piazza, perché si sente e si percepisce nel quotidiano anche fuori dall'aspetto calcistico. Quindi diciamo che è stato molto semplice per me sottolineare e rafforzare quello che è l'aspetto di una città come questa. Per me è solo motivo di orgoglio e non di pressione avere questa responsabilità, che alla fine è giocare per i miei amici e i miei concittadini, quindi sono solo che felice. Sento e percepisco l'affetto a prescindere dalla situazione della classifica societaria, c'è un affetto proprio per la squadra che si percepisce. Sono veramente felice di questo e sono convinto che ci sarà una bella cornice di pubblico domenica sera. Abbiamo avuto modo anche settimana scorsa di poter vedere gli imprenditori del territorio come il signor Barbera, che ha lasciato comunque la sua quota a disposizione per la salvezza, quindi dei gesti importanti, anche se sembrano piccoli, ma comunque vuol dire che qualcosa si sta muovendo. Infatti lo ringraziamo per
per quello che sta facendo e che ha fatto. Comunque sia, sono convinto che si sta creando qualcosa di importante. Noi ce la metteremo tutta in campo e sono convinto che fuori ce la metteranno tutta anche loro. La forza di un capitano, le parole di un capitano che arrivano al cuore anche della squadra. Mi piace, bravo Crimi. Bravo Crimi, che col sorriso sulle labbra ha affrontato ogni argomento scabroso o semplicemente tecnico-sportivo con lo stesso sorriso, con lo stesso modo, perché sa che il suo gruppo è un gruppo che ce la metterà tutta fino alla fine. Insomma, sarà una salvezza veramente da definire negli ultimi 90 minuti. Sentiamo il servizio. «90 minuti ancora per tentare di mettere la parola fine ad una stagione disastrosa oppure, in caso di ulteriore sconfitta a Picerno, giocarsi la permanenza in Serie C attraverso la lotteria dei play-out». Questo in sintesi quello che potrebbe accadere all'ultima giornata della stagione regolare con i rossoneri, la Casertana e il Messina, che si giocheranno il loro futuro in campionato. Il Foggia farà visita ai Lucani di Tomei, la Casertana si recherà a Trapani contro gli uomini di Aronica alla ricerca dell'ultimo miracolo di inserimento in zona playoff come 10ª classificata, e infine il Messina che ospiterà la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, già qualificata per la fase degli spareggi dopo la vittoria sulla Cavese. Il Foggia avrebbe la certezza matematica di rimanere in Serie C vincendo a Picerno. In caso di parità dovrà sperare che la Casertana non vinca al Provinciale di Trapani per essere certa della matematica salvezza senza i play-out. La Casertana, per centrare la salvezza al termine della stagione regolare, dovrebbe espugnare Trapani o, in caso di pareggio, sperare nella sconfitta del Foggia a Picerno. Diversa la situazione del Messina, che attualmente è a 7 punti dalla Casertana e a 8 dal Foggia, e quindi certo al momento degli spareggi. I siciliani avranno come unico obiettivo quello della vittoria per lasciare inalterato il ritardo da una delle due formazioni interessate al discorso play-out. Al termine degli ultimi 90 minuti della stagione, se il ritardo dei peloritani da Casertana o Foggia dovesse essere superiore agli 8 punti, il Messina sarebbe retrocesso direttamente in Serie D. Il futuro del club rossonero passerà inesorabilmente dagli ultimi 90 minuti della stagione. Cancellare Messina e giocarsi il tutto per tutto a Picerno per centrare il mantenimento della categoria. L'unica strada possibile e percorribile per favorire il passaggio di quote ad eventuali nuovi gruppi interessati è salvare il calcio a Foggia. Insomma, se a Messina si piange per la situazione, diciamo, della società, a Foggia secondo me non sorridono neanche. Assolutamente, c'è veramente a livello societario, ci sono autentiche carneficine dappertutto. Soprattutto in questo girone C. Mamma mia, cioè, davvero non lo meritiamo, cioè, non è questo gioco, non è questo il gioco del calcio fatto da punti di penalità per stipendi mancati è successo veramente di tutto o minacce quest'anno. Di non ce la faccio più, me ne voglio uscire, sì. Perché è da 3 anni che il presidente foggiano vuole mollare, che è una storia molto comune a quella messinese. Assolutamente. Infatti. Insomma, è stata una puntata molto particolare perché abbiamo raccontato di 3 società che in questo momento, insomma, a 2 giorni dal ritorno in campo, perché si ritorna in campo domenica alle 20, non hanno ancora idea di che posizione, qual è la posizione che occuperanno praticamente domenica sera. Quindi tutto ancora aperto. Obiettivi da rincorrere. Obiettivi da rincorrere, noi ci auguriamo a un Catania al 5° posto, la salvezza chiaramente anche e soprattutto di questo Messina, e poi il miracolo Trapani. Per carità, può essere. Sarebbe anche bello, no? Avere anche un'altra siciliana nei Noi lo auspichiamo. Assolutamente. D'altra parte è stato sempre un po' la nostra condotta all'interno di Stadium Sicilia. Stiamo portando avanti il discorso di 3 siciliane e lo vorremmo portare avanti ancora. Assolutamente. Allora noi ci stringiamo a questo punto a tutti i tifosi che seguiranno la loro squadra. Chiudiamo qui la nostra puntata. Ringrazio Vincenzo Lacorte che ritornerà con noi praticamente durante i playoff. Durante i playoff e i playout, chiaramente.
rivedremo sicuramente. Grazie Perfetto. dell'opportunità e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie dunque a Vincenzo Lacorte, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Stadium Sicilia ritornerà puntuali venerdì alle 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma in contemporanea anche sulla piattaforma HBB TV di Globus Television. A tutti la buona serata.